Terza corsa, premio Ettorone, una prova per ottimi soggetti di 4 anni, vincitori da 6 a 36 mila euro nella carriera, solo in 6 al via, c'è cambio di guida su Baria Ama, sale Marco Stefani in sostituzione di Alessandro Gocciadoro, si va in partenza con match sulla carta tra Bullo Jack e Biagio 3B. Lo start che va a raccogliere i concorrenti con l'1 Bullo Jack Antonio Greppi, 2 Baby Spritz Maurizio Cheli, 3 Bamboo Lux Roberto Vecchione, 4 Belize Jet Lorenzo Baldi, 5 Biagio 3B Enrico Bellei, 6 Baria Ama Marco Stefani. Allineamento che va a completarsi lungo la curva di sinistra, problemi per Baby Spritz e l'autostart che li lascia. Belize Jet subito al comando nei confronti di Bamboo Lux che scavalca Bullo Jack. All'esterno si presenta subito Biagio 3B, prova ad andare sulla leader Belize Jet, la quale è in vantaggio lungo la prima curva. Belize alla corda e al largo Biagio, poi Bamboo Lux, ancora Bullo Jack, alla retroguardia c'è Baria Ama. 15 per i primi 200 metri di corsa, galoppa Biagio 3B. Allora l'errore di Biagio 3B che lascia così Bamboo Lux andare su Belize Jet, va a chiedere strada a Roberto Vecchione, vediamo le scelte di Lorenzo Baldi, 29,6 per i primi 400 metri di corsa, sfila Bamboo Lux nei confronti di Belize Jet, terza alla corda rimane Bullo Jack, alla retroguardia Baria Ama, sono rimasti in 4 e si completano i 600, passati in 44,4 con leader Bamboo Lux nei confronti di Belize Jet, Bullo Jack e Baria Ama. Dopo 800 metri di corsa si scosta dai birilli Bullo Jack. 29,3 questi 400 metri, 58,9 la metà gara. Bamboo Lux leader e al largo si presenta Bullo Jack quando siamo al chilometro. Bullo va su Bamboo, il chilometro iniziale è passato in 1:13,7, è già passato Bullo Jack nei confronti di Bamboo Lux, scende alla corda a 500 dalla conclusione, prova a impegnarsi al largo Baria Ama, in difficoltà invece nelle retrovie sembra Belize Jet, 13,8 la dritta opposta alle tribune, vale meno per Bullo Jack perché arrivava dalle spalle di Bamboo Lux. Baria Ama che cerca di scavalcare la stessa per portarsi sul leader che però ormai è scappato. 14,3 l'ultima curva, Bullo Jack in vantaggio nei confronti di Baria Ama e di Bamboo Lux. Bullo Jack che è già padrone della situazione da tempo, Bullo Jack che conclude facile vincitore nei confronti di Baria Ama al terzo Bamboo Lux. 28,8 la chiusa, 28,6 di là, 29,6 a partire, 29,3, fa 1:12,6 il ragguaglio cronometrico di Bullo Jack che passa su Bamboo Lux e si viene a isolare facile vincitore. L'errore di Biagio 3B ovviamente gli ha spianato la strada, ma questo Bullo Jack si batteva male male oggi. Klaus Holman al training, la scuderia Maydem 92 ai colori per il figlio di Ghiaccio del Nord che porta a casa un altro bel successo, sembra davvero un cavallo ritrovato, Bullo Jack che va davvero forte forte.